Ragazzi, in un nuovo video aspetta, faccio il mercato napoletano. Quindi se mi vedete un po' moscio, anche sono influenzato, quindi il video è un po' così, diciamo, sono un po' più moscio del solito. Però vabbè, questo video parliamo della partita tra Fiorentina e Lecce. O Lecce Fiorentina, vabbè, ora non mi ricordo, se non sbaglio Lecce Fiorentina, finita per 1-0 per il Lecce. Aiuto. Cioè, io non lo so, sta Fiorentina chi combina quest'anno, se non sbaglio è penultima, sì, è penultima. Cioè, la dirigenza non ho capito perché vuole vedere la Fiorentina, il presidente e i dirigenti della Fiorentina vogliono vedere il club in B. Cioè, poi Pioli, che a rischi sono, tu ne lo fai moltissimo bene. Perché non fai stessi cose che fai in Europa, cioè in conferenza, pure in campionato? Tu fai qualche partita fa, facete una signora partita, una bellissima partita, la ti va a mettere in conferenza. Però c'è questa la stessa sconfitta che fai in campionato. Cioè, sei sconfitta in tutto il campionato, in tutte e 10 partite, ha totalizzato 6 sconfitte e 4 pareggi. Cioè, dopo questi risultati, mi poco a dire la Fiorentina, fammi pensare, a chi se la ci sonerà, forse, ma forse lo dovevo suonare pure 2 settimane fa, nell'ottava giornata di campionato, penso proprio di sì, cioè, non scherziamo, dai. Fiorentina, io ti faccio un appello, ok? Allora, tu hai un allenatore, ok, con esperienza, ha fatto esperienza all'Al Nassr, ha fatto esperienza al Milan e ad altri club. Certo, non si può dire che non è un allenatore di esperienza, però è un allenatore che ha fortuna e basta. Perché lo scudetto che ha vinto con Milan, la stagione 21-22, sì, 21-22, è stata pura fortuna, pura fortuna. Infatti nella stagione 23-24 sì, è arrivato quarto. Dopo 2 stagioni che i tifosi del Milan si aspettavano che vincimmo il scudetto, facimmo. Quarto. Champions League tiratissima, tiratissima a mio parere. Quindi no, non mi venite a dire che Pioli è un bravo allenatore, è un allenatore vincente, che tiene solo fortuna, dici. È stato pure esonerato dall'Arabia Saudita, cioè, voglio, ma no, cioè, non scherziamo. Ah, tra l'altro, prima di chiudere il video, oggi ho fatto l'account Instagram, andate a iscrivervi pure là, ovviamente mi chiamo Batman Napoletano, ve lo lascio pure in descrizione se volete. Vabbè, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi tutti al canale e nelle descrizioni insieme al canale Instagram vi farò trovare anche il canale Telegram dove potete iscrivervi se volete, poi li lascerò anche nei commenti per chi non riuscisse ad entrare. Vabbè, ciao!